Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. 1000 persone si sono strette attorno a Francesca Donato e i figli per dare l'ultimo saluto all'imprenditore Angelo Onorato, trovato morto sabato scorso nella sua auto. Le parole della moglie, europarlamentare: vogliamo verità e giustizia. Maxi frode fiscale a Catania, creati serbatoi di manodopera per consentire il distacco dei lavoratori a scopo di lucro nei confronti di 439 società, diramazioni in 16 regioni italiane. Sicilia a secco, mentre proseguono le proteste nell'Agrigentino e a Palermo, nel pomeriggio la regione ha annunciato che l'acqua dell'invaso Gammauta verrà resa disponibile a scopi irrigui. I manifestanti chiedono azioni immediate e concrete. I comuni contro i tagli agli enti locali, protesta cappeggiata da 48 amministrazioni della provincia di Messina, pronte ad azioni legali anche contro la regione. Operata con successo per un infarto ma deceduta a causa di un'infezione, a Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte al policlinico di una donna di 66 anni. Tecnologia in campo per aiutare la raccolta differenziata. A Messina si potrà trovare il posto giusto dove gettare i rifiuti grazie a un'applicazione sul cellulare. Calcio, dopo l'eliminazione dei play-off si lavora al futuro in casa Catania. La dirigenza vuole definire nella prossima settimana le figure del DS e dell'allenatore. Di nuovo bentrovati, vogliamo verità e giustizia per poter superare questo grande dolore. Così Francesca Donato, europarlamentare e moglie di Angelo Onorato, ai funerali dell'imprenditore trovato morto sabato scorso. 1000 persone presenti per l'estremo saluto. Marco Gullà. Più di 1000 persone si sono strette attorno a Francesca Donato e ai figli per dare l'ultimo saluto all'imprenditore Angelo Onorato, trovato morto sabato scorso nella sua auto con una fascetta di plastica stretta al collo. Lacrime e dolore in cattedrale a Palermo. Si indaga per omicidio, ma la pista privilegiata al momento è quella del suicidio. In prima fila, in chiesa, anche Totò Cuffaro, amico e segretario nazionale della DC, partito in cui militava sia Onorato che la moglie Donato. A dare un supporto alla famiglia anche l'assessore Nuccia Albano. Con la voce tremolante, a fine messa, parla l'eurodeputata e moglie di Onorato. Vogliamo verità e giustizia per Angelo per poter superare questo grande dolore. Perché voi vi state dando una forza che vi servirà tutta per andare avanti senza dolore. Io voglio dire una cosa: in questa città c'è tanto odio, ma c'è ancora più amore, e questo dobbiamo ricordarcelo sempre e fare in modo che l'amore trionfi su questo odio. La sua morte ha sconvolto la comunità di tutta la città, ha detto Filippo Sarullo, il parroco della cattedrale che ha officiato la messa. Le indagini sono tutt'altro che chiuse. Gli investigatori continuano a scavare nella vita dell'architetto, nelle frequentazioni degli ultimi mesi. Al funerale alcuni agenti in borghese hanno effettuato riprese video della funzione celebrata nella cattedrale, soprattutto inquadrando le centinaia di persone che hanno riempito la chiesa. Maxi frode fiscale a Catania, serbatoi di manodopera per 439 società, evasi contributi per, pensate, 25 milioni, 33 gli indagati, arrestati anche professionisti di studi legali e di consulenze. Il business è radicato in quasi tutta la nazione. Tonino De Mana. Avrebbero creato autentici serbatoi di manodopera con un articolato sistema di frode con base operativa a Catania, ma con ramificazioni in ben 16 regioni italiane. L'escamotage per fare soldi consisteva nel distacco dei lavoratori a scopo di lucro nei confronti di 439 società con dipendenti formalmente licenziati e che venivano assunti da quelle a capo della rete, che avrebbero continuato a svolgere le rispettive mansioni col proprio datore di lavoro, permettendo ingenti risparmi fiscali. L'articolato sistema, scoperto dalla Guardia di Finanza di Catania, sarebbe stato alimentato dalla creazione di ben 14 reti di impresa, di cui avrebbero fatto parte 37 società con funzione di distaccanti. 5 le persone finite in carcere, 7 quelle poste ai domiciliari, per 4 invece è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Figura di spicco dell'operazione alto livello Carmelo Salvatore Di Salvo, 53 anni, di Canicattì, ritenuto al vertice del sodalizio, che si sarebbe avvalso di 2 studi di consulenza etnei.
sistema di frode che girava sull'utilizzo estremamente distorto del contratto di rete tra imprese, attraverso cui si provvedeva a distaccare in maniera fraudolenta personale verso una molteplicità di imprese beneficiarie di tali lavoratori. Avete salvato il futuro previdenziale di centinaia di lavoratori ignari, tra l'altro. Questo è assolutamente il dato di maggior rilievo, di maggior spessore, quindi dalla dimostrazione dell'impegno della Guardia di Finanza a tutela delle imprese oneste e a tutela di tutti i cittadini onesti e di tutti i lavoratori. 33 complessivamente gli indagati, disposto anche il sequestro di beni e quote societarie per un valore di 29 milioni di euro, compresi auto di lusso, orologi, monete e lingotti d'oro. Parliamo adesso di siccità, vera piaga siciliana, proteste ovunque come quella degli agricoltori dell'Agrigentino ai piedi della diga Castello. Nel pomeriggio la regione intanto ha annunciato che l'acqua dell'invaso Gammauta verrà convogliata per poi renderla disponibile a scopi irrigui. Emanuela Corsi. Non si ferma la protesta di agricoltori, amministratori locali e cittadini ai piedi della diga Castello per l'utilizzo delle sue acque a fini irrigui. Le azioni annunciate dalla Regione nelle ultime ore non frenano la mobilitazione. Nel pomeriggio è stata diramata una nota attraverso la quale sono stati resi noti i termini di un accordo pronto per la sottoscrizione tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed Enel Green Power, che prevede di convogliare l'acqua dell'invaso Gammauta, utilizzata per la produzione di energia che viene attualmente dispersa, verso la diga Castello per poi renderla disponibile a scopi irrigui nell'Agrigentino. Una soluzione, dicono i manifestanti, da tempo prospettata ma che finora si è rivelata una falsa promessa. Nel frattempo la siccità ha avuto effetti devastanti sul raccolto, che registra un calo dell'80% rispetto agli anni passati. Siamo qui non solo per protestare ma per far capire la situazione gravissima delle prese in giro da mesi e mesi. Ormai siamo stanchi e devastati perché aspettiamo delle risposte da più di 3 mesi, 4 mesi e nessuno ci dà retta. Secondo l'accordo, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, gestore dell'invaso, ha comunicato all'autorità di bacino sia il volume disponibile per l'uso potabile, più di 2.300.000 metri cubi, sia la capacità di emergenza, altri 2 milioni di metri cubi, cioè quella quota da prelevare in situazioni di eccezionale gravità. Sarà poi l'autorità a valutare l'eventuale assegnazione di una parte di questa riserva di emergenza a usi irrigui e i prelievi saranno costantemente monitorati per non compromettere la funzionalità della diga. E intanto gli agricoltori di Coldiretti continuano la protesta a Palermo. Senza acqua non ci sarà più cibo, dicono allarmati e per nulla rassicurati dalle promesse e dalle aperture dei governi nazionale e regionale. Marco Gulla. Contributi per il foraggio agli allevatori e interventi idrici in continuità con quanto avviato in questi mesi. Sono le rassicurazioni fornite dalla Regione a una delegazione di agricoltori che è stata ricevuta da un gruppo di tecnici della Presidenza siciliana guidata dal capo di gabinetto Salvatore Sammartano. La Sicilia ha rassicurato sull'erogazione immediata di 20 milioni di euro di aiuti d'urgenza e 10 milioni per il settore zootecnico, ma agli agricoltori in presidio ormai da 2 giorni le rassicurazioni non bastano. Siamo senza acqua, per cui i nostri pozzi stanno scendendo in maniera vertiginosamente le nostre falde e soprattutto la cosa ancora più grave è molto salata. Questo comporta, la sanità dell'acqua comporta una moria delle piante, una cascola dei nostri frutti e non sappiamo materialmente come affrontare una situazione estiva, come affrontare l'estate, il caldo che adesso arriverà nelle nostre campagne. Nonostante gli impegni assunti, Coldiretti resta sotto Palazzo d'Orléans come promemoria al governo e alla regione. Gli agricoltori staranno lì a turno fino a quando non ci saranno risposte concrete anche sui tempi reali di erogazione e su altri settori non ancora inseriti negli aiuti come quello cerealicolo. Sono rimasti anche durante tutta la notte trascorsa, manifestano ormai da 48 ore per chiedere aiuto per le campagne in difficoltà. Martedì hanno anche inscenato un corteo da Piazza Marina fino a Piazza Indipendenza dove sono rimasti in presidio. Erano più di 1000 in quel corteo, adesso sono qualche decina che si alterna al presidio stabile per far da promemoria al governo e alla regione. La siccità ci sta uccidendo, dicono in maniera chiara nel lanciare il loro allarme che stavolta non permetteranno cada nel vuoto. Il servizio era a firma di Manlio Viola. Passiamo adesso alla politica. Oggi è stato a Catania Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle rilancia su salario minimo e reddito di cittadinanza europeo. L'intervista di Luca Ciliberti.
Presidente Conte, il tema della legalità sembra sparito dall'agenda politica del Paese, nonostante assistiamo ogni giorno da nord a sud a inchieste sulla corruzione. Perché secondo lei? Ma rimane innanzitutto un obiettivo prioritario della nostra agenda politica, del Movimento 5 Stelle. Noi non siamo coinvolti in casi di corruzione, ma l'abbiamo denunciato. La politica deve avere una reazione, un sussulto di dignità. Non può la politica reagire cercando di limitare, di contrastare le inchieste della magistratura o addirittura di separare la carriera dei magistrati mettendo il controllo politico dell'esecutivo sopra quelle che sono le procure, che devono invece legittimamente fare il loro compito. La politica deve fare pulizia al proprio interno. Il Parlamento europeo ha votato a favore della direttiva sul salario minimo, ma l'Italia non si è adeguata. Intanto in Italia aumenta il tasso di povertà. Qual è la vostra proposta? Beh, la nostra proposta è che imporremo da Bruxelles, da Strasburgo, quello che il governo nazionale non vuole fare. Quindi introdurremo un reddito europeo di cittadinanza e andremo a rafforzare anche la direttiva sul salario minimo in modo da non consentire al governo italiano degli escamotage e di schiaffeggiare, di voltare le spalle a 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono sottopagati. Presidente, parliamo della riforma della giustizia. Da uomo di legge prima e da ex premier poi, come vede questa riforma del governo Meloni? Malissimo, è la peggiore reazione che la politica possa esprimere di fronte alle inchieste della magistratura. Anziché autoriformarsi, anziché affrontare la questione che è una questione morale e quindi politica, che cosa fa? Reagisce volendo limitare le investigazioni, volendo spuntare le armi alla magistratura. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha inaugurato a Catania la casa del Made in Italy. Prosegue così il percorso iniziato ad aprile con l'apertura del primo ufficio di Torino verso la costruzione di una cabina di regia che funga da raccordo tra le sedi territoriali e le direzioni centrali del Ministero. L'obiettivo è di lavorare in sinergia e fornire risposte alle esigenze del territorio, diventando così sempre più un punto di riferimento per cittadini e imprese. È stata firmata la convenzione tra Società Navigazione Siciliana e la Regione Siciliana per lo svolgimento dei collegamenti marittimi integrativi con le isole minori. La convenzione sarà valida fino a settembre del 2024 e potrà eventualmente essere prorogata per altri 13 mesi. Il tempo necessario, secondo la Regione, per portare avanti la procedura in itinere che consentirà di aggiudicare i collegamenti per un periodo molto più lungo, così da poter dare tranquillità alle comunità isolane. Un no deciso ai tagli del governo agli enti locali. La protesta parte da 48 comuni della provincia di Messina pronti ad azioni legali anche contro la regione. Giusy Lazzara. È un paradosso, i comuni siciliani virtuosi che hanno avviato i cantieri del PNRR non riceveranno più fondi, mentre gli altri in dissesto otterranno i finanziamenti. Questo quanto previsto nell'ultimo decreto del Ministero dell'Economia. Il malcontento di tutti i sindaci e la protesta è capeggiata da 48 comuni della provincia di Messina che sono stati ignorati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, con il 60% dei progetti esclusi dai finanziamenti. Hanno firmato un documento presentato alla Regione. Noi abbiamo chiesto che vogliamo sapere i criteri, come hanno scelto questi progetti da finanziare. Noi li analizzeremo, controlleremo, vedremo se ci sono le condizioni e se ci sono i presupposti, anche se dobbiamo fare un'azione legale, un ricorso al TAR chiaramente per annullare la delibera sarà fatto. Altra incompiuta che resta di restare così la statale 185 che collega il versante tirrenico messinese a quello ionico. L'alluvione di 2 anni fa ha isolato Novara di Sicilia. Metà della strada è stata realizzata, mentre l'altra resta chiusa. Sarò costretto a passare tutto alla Procura della Repubblica, perché io ho fatto protesta, mi sono incatenato all'ANAS, ho fatto sciopero della fame, cose che non appartengono neanche al mio DNA. I fondi, dicono i sindaci, servono per le scuole e le strade per non far aumentare le tariffe per i rifiuti e l'acqua. Insorge anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, preoccupata perché le amministrazioni che hanno anticipato i soldi per non fermare i cantieri del PNRR adesso rischiano il fallimento.
La procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per Onofrio Ninni Bronzolino, in carcere dallo scorso 22 settembre con l'accusa di aver provocato la morte a Pantelleria della compagna Annelisa Fontana, gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. Il delitto di omicidio è contestato con le circostanze aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei motivi abietti e futili. Ci spostiamo adesso a Palermo, dove è stata aperta un'inchiesta sulla morte al policlinico di una donna di 66 anni operata con successo per infarto, ma poi deceduta per un'infezione. Morta per un'infezione post-operatoria. Il sospetto adombrato dalla famiglia si traduce in denuncia e questa in indagine. Un'inchiesta è stata aperta 2 giorni fa sulla morte di Giovanna Garofalo, deceduta il 25 maggio scorso a 66 anni all'ospedale Policlinico di Palermo. Le indagini sono condotte dalla polizia e coordinate dal PM Clio di Guardo. È stato aperto un procedimento penale con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, ed è già stata eseguita l'autopsia. La donna era stata colpita da infarto il 12 maggio scorso. Dopo un primo soccorso all'ospedale Bucchieri La Ferla, era stata trasferita d'urgenza al Policlinico, dove era stata sottoposta ad un'angioplastica andata a buon fine. Il 15 maggio, 3 giorni dopo, l'insorgenza dell'infezione. Il 16 il trasferimento in rianimazione e alle 4 di notte del 25 maggio il decesso. La procura palermitana ha posto sotto sequestro le cartelle cliniche, ha aperto un fascicolo di indagine e disposto gli accertamenti tecnici non ripetibili sulla salma, quindi l'autopsia, i cui risultati saranno determinanti per dare risposte ai familiari. Occorreranno però da 60 a 90 giorni per avere le relazioni tecniche autoptiche complete. Anche il Policlinico di Palermo ha aperto una propria indagine interna. A Ragusa adesso, dove un'auto ha sfondato la ringhiera metallica nei pressi della ferrovia ed è precipitata da un cavalcavia da un'altezza di 6 metri finendo sulla linea ferrata. È accaduto in piazza Vannantò. Nell'auto, una Ford Fiesta, c'erano un giovane e la madre, i 2 per fortuna ne sono usciti senza gravi conseguenze. Il traffico dei treni sulla linea ferrata è stato interrotto. Sul posto la polizia, la municipale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Si chiama Avrò cura di te, è il titolo del libro scritto da Francesco D'Amore, presentato all'Istituto Comprensivo Gabelli di Mister Bianco. Un testo che è frutto di un'esperienza quarantennale nel campo delle neuroscienze e della fisioterapia per il benessere e la cura delle persone con disabilità. Il ricavato, questa è una notizia importante, andrà in beneficenza. Tecnologia per aiutare la raccolta differenziata. A Messina si potrà trovare il posto giusto dove gettare i rifiuti grazie a un'applicazione sul cellulare. Francesco Triolo. Da oggi a Messina la guida sulla differenziazione è a portata di Palmare. Il comune e la partecipata che si occupa di raccolta rifiuti, Messina Servizi, sono stati inseriti nel circuito dell'applicazione Juncker, un progetto che prevede la possibilità di avere sullo smartphone uno strumento per capire attraverso una scansione del codice a barre dove e come smaltirli, il calendario, la guida al compostaggio, le richieste per le potature, per il ritiro ingombranti e per le isole ecologiche. Fa tutto l'app, nel senso che una volta selezionato il proprio calendario e la propria area di appartenenza, ogni sera alle 21 l'app ricorderà ai propri cittadini in base alla propria area cosa conferire. E se sono indeciso su cosa si può conferire e dove? Allora, l'app funziona con un database di 1.800.000 prodotti. Facciamo vedere come funziona la scansione del codice a barre? Sì, allora, semplicemente, ecco, esce fuori qui la scansione, poi si prende l'immagine del codice a barre, possiamo provare. L'applicazione funziona grazie alla geolocalizzazione, l'obiettivo è quello così di aumentare la percentuale di differenziazione che a Messina è già alta, oltre il 56%, ma si inserisce anche nell'ambito del progetto di sensibilizzazione che l'amministrazione ha lanciato da tempo.
La Giunta Comunale di Catania ha deliberato il progetto definitivo per la riqualificazione della zona di Piazza della Repubblica nel quartiere San Berillo per un importo complessivo di 12 milioni di euro. I principali obiettivi previsti dal progetto si riassumono nella realizzazione del grande polmone verde e la nuova rete di percorsi ciclabili e pedonali, la rivisitazione della sezione stradale di Corso Sicilia e anche la riqualificazione di aree marginali di via Monsignor Ventimiglia. L'inizio dei lavori è previsto per l'avvio del 2025. E restiamo nella città etnea perché i catanesi, anche i turisti, si riappropriano di un simbolo dopo i lavori di restauro della Fontana dell'Elefante, completati anche quelli della pavimentazione sottostante. Anche i turisti, come detto, come sempre affascinati dal centro di Catania, ne approfittano per foto e selfie. Eva Spampinato. Fino a ieri sera era chiuso. Quindi stavate aspettando questo momento? Bravo, sì, proprio questo momento per vederlo proprio nel suo splendore e da vicino. Una bella sorpresa che ha stupito i tantissimi turisti presenti a Catania questa mattina. Il pavimento sottostante il Liotro, il monumento simbolo di Piazza Duomo e di Catania, è tornato calpestabile dopo diversi mesi di restauro. L'anno scorso quando siamo venuti se ne vedeva un pezzetto. Quest'anno siamo venuti, l'altro giorno se ne vedeva un altro pezzetto. Oggi, miracolo, ci aspettava giusto. Allora siamo qui e siamo venuti a farci la foto. Soddisfatta? Molto, oggi sì, veramente sì, bellissima questa cosa. Sembra, ieri abbiamo visto il pavimento che lo stavano sistemando e oggi andiamo e siamo contenti che siamo riusciti a venire a vederlo intero. La nuova area che circonda l'Elefante completa la rigenerazione del monumento, la cui fontana era già stata riqualificata lo scorso anno e che rappresenta un punto di riferimento per il turismo a Catania. Liotro, it's nice. We are fond of your language. I tecnici della ditta esecutrice hanno effettuato il totale rifacimento della pavimentazione in pietra di mirto che aveva lastre rotte e superfici sconnesse, sostituendola con la stessa qualità del marmo, seppure di spessore aumentato rispetto a quello precedente, ricostruendo la forma del cerchio che incornicia la fontana e il liotro all'interno del basamento in pietra lavica, con una lettura cromatica omogenea dell'intera base calpestabile. L'opera di restauro, costata circa 200.000 euro, è stata finanziata con i proventi dell'imposta di soggiorno. Adesso la pubblicità, fra poco torneremo con le novità sul Catania. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale con lo sport, il calcio in primo piano. Dopo l'eliminazione nei playoff è tempo di scelte in casa Catania. Le prime, che riguardano direttore sportivo e allenatore, dovrebbero essere ufficializzate la prossima settimana. È il tempo delle valutazioni e della programmazione. Il Catania prova a mettere i primi mattoncini su quella che dovrà essere la prossima stagione e in casa rossazzurra sembra ormai scontato un cambio di rotta tecnica e dirigenziale. Il vicepresidente Vincenzo Grella sta lavorando alla scelta e alla definizione del nuovo direttore sportivo, un profilo di alto livello, di esperienza, che conosca comunque la categoria. Daniele Faggiano, ex di Trapani, Genoa e Samp tra le altre, è in pole ed è quello che sembra aver convinto maggiormente, nonostante la società abbia fatto altri diversi sondaggi, come è giusto che sia. Con Giuseppe Magalini, ad esempio, che ha costruito il Catanzaro dei record in Serie C, una strada impervia considerate le diverse offerte che lo stesso dirigente ha in questo momento, e quindi Faggiano, che non è un ripiego, diventa l'opzione più valida. Per la panchina invece la corsa sembra essere ormai a due. Domenico Toscano e Pippo Inzaghi hanno storie differenti, ma entrambi sono riusciti a vincere. Toscano di più in C e sono considerati in grado di aprire un ciclo, perché l'obiettivo è quello. Toscano piace molto a Grella, si sta liberando dal Cesena dopo la conquista della promozione e dalla Romagna circolano già anche le cifre per il triennale offerto dal Catania e la possibilità che Inzaghi possa sedere proprio su quella panchina. Insomma, sarebbe un cerchio che andrebbe a chiudersi. Bene, tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata.